Una storia di solidarietà, amicizia, partecipazione lunga 50 anni, quella della Trevisani nel mondo, e che affonda le radici in una storia ben più lunga, quella dell'emigrazione trevigiana in tutti i continenti. I figli, nipoti e pronipoti di quegli emigranti partiti, come si diceva allora, a catar fortuna, si sono ritrovati sul pian del Cansiglio per la 30ª edizione del Cansiglio Day. Prima la sfilata, la banda, poi la messa celebrata dal vescovo Tomasi, che ha sottolineato come la fede sia stata il fondamento anche della nostra emigrazione. Certo era la miseria, certo era la povertà, ma quelle sono state le molle, invece la forza che ha permesso di fare tutto questo muoversi coraggioso, onesto e leale è il grande sogno messo dentro nei nostri cuori dall'amore di Dio, quel sogno di felicità e di poterci prendere di cura di noi e dei nostri cari. E questa è la grande molla che fa in modo che poi queste persone si sentano unite. In molti sono tornati per l'occasione nella terra dei propri avi, dal Sud America, Canada, Australia, Germania, Svizzera e Belgio, storie di vita e anche di tragedie dell'immigrazione. Io ero col mio papà in Belgio, sono stata 8 anni, mio papà è morto al Bois du Casier a Marcinelle, e però l'hanno ritrovato dopo 16 mesi, l'abbiamo portato qua a Mareno. Ecco, l'emigrazione per lei che cosa ha significato? Ma guardi, io non posso dire, ci chiamavano macaroni, abitavo nelle baracche. Mio papà aveva lavorato in questa miniera. E suo papà da dove veniva? Da Grespano del Grappa, ma già emigrato nel 1927. Parlano il dialetto con tutti gli accenti del mondo, altri non lo ricordano quasi più, ma non per questo hanno perso il legame con la terra d'origine, e così oggi la festa della Trevisani in Cansiglio, oltre che su Antenna 3, l'hanno vista in streaming in tutto il mondo. Mia figlia mi ha mandato un WhatsApp message e mi ha scritto: "Hello, I saw you were on TV too yesterday, and I'm so anxious, so excited." Che in Australia. In Veneto cosa vuol dire? Sono così contenta. Sono contenta che in Australia, la sorella Gloria, che in Australia, tutta l'Australia vede e sa cosa che sono venuti qua a partecipare. I'm very excited. E dal tendone della festa si leva un saluto a tutti i trevisani nel mondo.